per fare questa azione di differenziazione che poi ha preso il nome di Liga Veneta Repubblica, cioè di prendere quello spazio di autonomia e di comando politico che nel Veneto noi non avevamo. Questo è il progetto. E quindi l'obiettivo era proprio di arrivare a un monocolore, come dice sto signore, del 2000. Visto che invece il Veneto Stato, legga cosa dice Rossella Bertoluzzi, così lo legge, lo lega lei? Dice che dovrebbe fare un passo da gigante. Certo che deve fare un passo da gigante, bisogna guardare avanti, l'orizzonte, come dicevo prima. So che abbiamo visto l'alluvione, a mio parere molti venti vorrebbero questo, un passetto alla volta facciamo del Veneto in primis una regione a statuto speciale. Vabbè, e poi possiamo passare a Veneto Repubblica. Sì, però in questo momento, dopo il fallimento della devolution, dell'autonomia speciale, delle forme di federalismo più o meno articolato in modo confuso, abbiamo bisogno di un progetto semplice, chiaro, fattibile. L'indipendenza del Veneto è un obiettivo possibile se si fa democraticamente in modo elettorale libero. Vuole scrivere Alice nel Paese delle Meraviglie, ma a parte questo... No, lei mi sta provocando. Lo so, telefonata, buongiorno. Si ricrederà.